Una vera e propria fabbrica per la coltivazione della marijuana realizzata all'interno di un capannone agricolo nelle campagne rodigine. A portare alla luce le 4 serre i militari dei carabinieri di Mestre che hanno scoperto una produzione quasi industriale della sostanza stupefacente. Un impianto quasi a livello industriale per la produzione di marijuana che è stato trovato all'interno di questi locali a seguito di un'attività investigativa molto importante. L'operazione Secret Garden è partita dalla sorveglianza dell'abitazione di un pregiudicato 38enne di Spinea, notando movimenti sospetti con il pretesto di controllare che l'uomo fosse in casa. Essendo agli arresti domiciliari, i militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione, scoprendo all'interno di uno sgabuzzino una piccola serra con una dozzina di piante di altezza intorno ai 50 cm e la strumentazione necessaria alla coltivazione. Ma sotto una finta piastrella del pavimento i militari hanno rinvenuto della documentazione che è poi risultata fondamentale e che ha condotto i carabinieri nell'abitazione e nell'azienda agricola di un rodigino di 30 anni incensurato. È qui che i militari dell'Arma hanno scoperto 4 serre che l'uomo aveva adibito da solo per la coltivazione intensiva e professionale della droga. Con l'aiuto delle informazioni rinvenute in rete e su riviste del settore, il 30enne aveva acquistato anche all'estero strumentazioni per l'illuminazione, la reazione e l'irrigazione delle piante, ma anche per celare il capannone in modo che dall'esterno non venissero percepiti odori e rumori. Anche le strumentazioni che venivano anche dall'estero permettevano comunque degli introiti rilevanti. I carabinieri di Mestre hanno sequestrato tutti i macchinari per un valore di 25.000 euro e un centinaio di piantine che avrebbero potuto fruttare sul mercato all'incirca 6.000 euro. Sotto sequestro anche 1.350 euro in contanti, un macete e un revolver calibro 45 regolarmente detenuto dal 30enne. Le indagini ora dovranno chiarire che rapporti ci fossero tra il rodigino e l'uomo di Spinea, entrambi finiti in manette per produzione, coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti la droga era pronta per essere introdotta nel mercato del Chioggiotto, del Rodigino e di Spinea. Ultimamente è molto fiorente, anche i costi sono molto bassi sul mercato, per cui c'è molta richiesta da parte degli assuntori.